Buonasera e ben ritrovati con l'informazione flash di New Sicilia. Queste le notizie più importanti del pomeriggio. In apertura l'arresto per estorsione dell'ex consigliere comunale Calogero Giambalvo, 46 anni, condannato a una pena di 6 anni. L'imprenditore con la passione per la politica è accusato di estorsione ai danni di un imprenditore edile di Castellammare del Golfo. Ha picchiato la compagna incinta al 6° mese di gravidanza e la madre di lei, così un giovane di 27 anni è stato arrestato per maltrattamenti in famiglia e lesioni dai carabinieri di Caltanissetta. Le due donne, subito dopo l'aggressione, sono riuscite a fuggire trovando riparo dai vicini di casa. È finito in manetta invece un 40enne di Paternò accusato di essere l'autore di una rapina avvenuta il 20 ottobre scorso in un supermercato del Corso Italia. L'uomo col volto travisato e armato di un revolver avrebbe generato il panico tra gli avventori e gli impiegati per poi portare via l'incasso di circa 400 euro. E mentre piangiamo la morte di Aaron, il cane bruciato vivo nei giorni scorsi a Palermo, a Rosolini nel Siracusano, alcune volontarie del posto hanno trovato un altro cagnolino morto, presumibilmente impiccato. L'Associazione Italiana Difesa Animale d'Ambiente ha messo a disposizione una taglia di 2.000 euro per chi fornisca informazioni utili sui fatti. Anche per domani, domenica 14 gennaio, in Sicilia il sole la farà da padrone insieme a qualche nuvola di passaggio. La Protezione Civile regionale non ha infatti diramato alcuna allerta meteo. Per i prossimi giorni è previsto un aumento delle temperature. I dettagli su queste notizie li trovate sul nostro sito www.newsicilia.it e sui nostri canali social. Arrivederci, il TG Flash ritorna lunedì. Buona serata.